Dopo 10 anni di violenze sulla moglie e sui figli, due dei quali erano fuggiti di casa per sfuggirgli, un 43enne è stato arrestato dalla polizia di Padova con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale sulla figlia 14enne. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa mercoledì scorso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova su richiesta della Procura della Repubblica ed è stata eseguita nel pomeriggio dello stesso giorno dagli agenti della squadra mobile. L'uomo si trova ora nella casa circondariale di Padova. Le indagini hanno ricostruito un quadro di violenze che durava da oltre 10 anni, iniziate già in Moldavia, paese d'origine della famiglia. In una circostanza l'uomo avrebbe addirittura colpito la moglie durante la gravidanza, causando la perdita del nascituro. Nel tempo le avrebbe anche sottratto un immobile ereditato dalla madre attraverso minacce e le avrebbe impedito persino di fare acquisti senza la sua autorizzazione. Vittime delle violenze anche i 4 figli picchiati con la cinghia e schiaffeggiati. 2 di loro, ormai maggiorenni, avevano già lasciato la famiglia nei mesi scorsi per sfuggire ai maltrattamenti. Per la figlia 14enne le accuse nei confronti del padre comprendono anche la violenza sessuale.